momento in cui l'autodeterminazione vuole discutere con tutti e mettersi a confronto con tutti. Questo è il nostro messaggio. Andrea, che sarà molto più chiaro di me. Prime considerazioni, ringraziando per questa presenza e per questa presentazione, perché Totto mi diceva questo è il primo passaggio, è già al secondo step dell'Università di Cagliari per concludere la magistrale. È interessante che uno studente che fa studi di alto livello si misuri su Catalogna, Spagna, Europa. E ce ne sono sempre più. Ed è un vantaggio potersi confrontare con giovani che affrontano questa cosa da un punto di vista universitario, perché sono giovani, non so, Tom avrà 23, 24, 25 anni. Stiamo parlando di persone che sono nate dopo l'Unione Europea, che la conoscono come istituzione, l'hanno sempre conosciuta, no? È un po' la loro vita. Quindi quando noi mettiamo in discussione un'istituzione di questo tipo, perché quello succede in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, quelli che chiamano movimenti sovranisti in quel termine, stanno mettendo in discussione l'Europa, quell'architettura, che può essere l'Europa delle banche se la leggiamo in un modo, o l'Europa dei popoli se la leggiamo in un altro, ma sempre Europa è, con la condizione che qualsiasi organizzazione umana è il prodotto di quello che noi vogliamo creare. È la nostra lotta dentro quell'organizzazione. Se sarà Europa dei popoli, sarà Europa dei popoli perché noi riusciremo a farla diventare Europa dei popoli. Se sarà Europa delle banche, lo sarà perché quelle forze hanno vinto. E quelle forze stanno vincendo in questo momento, perché questa è la lettura. Mi colpisce quando Giuseppe Cavoni parlava delle centinaia di forme di federalismo. Allora, l'Europa è la forma di federalismo più ampia, storicamente, più diffusa, più pacifica che sia mai esistita al mondo, da quando esistono gli uomini, da 11.000 anni. Allora, stiamo vivendo un esperimento storico che non c'è mai stato prima. Stiamo parlando di 27-28 stati, che non sono 27-28 popoli, perché a quell'elaborazione ci siamo già arrivati. Sono molti di più i popoli che stanno in Europa dentro quegli stati ottocenteschi. Ma quando noi ragioniamo di Europa, questo è il primo passaggio, voi pensate che lo Stato ottocentesco era riconosciuto per 3 cose principalmente: battere moneta, non lo fa più, non lo fa la Spagna, non lo fa l'Italia, non lo fanno gli altri stati, non tutti ma quasi tutti. Controllare le frontiere, non lo fanno più, non lo fanno più. E cosa facevano altre cose? Da imporre le tasse, no? Raccogliere le tasse, anche questa cosa è in discussione adesso. Ma attenzione, l'esercito per le frontiere, certo. Ma attenzione, la difesa, insomma. Ma attenzione che il passaggio in cui loro, stati nazionali, trasferiscono sovranità ad un'organizzazione federale, multinazionale, questo passaggio centripeto, è anche un passaggio di centrifuga. Nel senso che ci sono stati e popoli, nazioni in Europa che si ritrovano dentro questa architettura. Se la Catalogna diventerà il 28° Stato europeo, non dovrà battere moneta, non dovrà chiudere le frontiere, non dovrà fare una guerra. L'Europa ha creato uno Stato, l'ha creato il Kosovo, l'ha creato col concorso della comunità internazionale. L'Europa ha accettato l'inclusione di uno Stato quando ha accettato che la Repubblica tedesca si riunificasse, e l'ha fatto anche quasi senza modificare i trattati. Allora l'Europa ha questo potere di intervenire dentro i confini degli Stati, e non è un caso, come dicevate, che tutti i movimenti di autodeterminazione in Europa abbiano un riferimento all'Europa stessa, che la Scozia sia europeista, che la Catalogna sia europeista, che la Corsica sia europeista, perché anche la Corsica è uno Stato che rivendica un'autonomia che noi abbiamo, loro non ce l'hanno così profonda come potrebbe essere descritta nello Statuto Sardo.
Allora, entrando nel merito di quello che è il processo di autodeterminazione della Catalogna, bisogna fare due ragionamenti importanti che tu hai sfiorato e che a me sono cari, perché i miei colleghi catalani e spagnoli me li rimproverano sempre. Per esempio, i colleghi spagnoli mi dicono sempre: guarda che quella non era uno Stato, era la corona di Aragona, e me lo dicono, io ne prendo atto. I colleghi catalani mi dicono un'altra cosa: attenzione che la Spagna non ha mai fatto i conti col franchismo come li ha fatti l'Italia col fascismo, e la nostra è una repubblica antifascista. Loro questo passaggio non l'hanno mai fatto, l'abbiamo fatto tutti gli stati, l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Spagna. Attenzione che quando l'accordo è stato bocciato dalla Corte Costituzionale è stato bocciato dentro quell'architettura che è ancora post-franchista, dove la Corte Costituzionale non è la Corte Costituzionale italiana, non ha quell'indipendenza dalla politica. E lo stesso accordo la Corte Costituzionale l'aveva approvato per i Paesi Baschi o Paese Basco, perché è lo stesso tipo di autonomia che è stata negata alla Catalogna. Evidentemente c'è un discorso politico, perché la Catalogna era la Repubblica, era la sinistra, era il comunismo, sono quelli che hanno perso la guerra civile, questa cosa è presente, e questa cosa in Spagna in questo periodo è talmente presente che la svolta a destra della Spagna è evidente in tutte le elezioni locali che non siano quelle catalane. Su questo ci dobbiamo confrontare, perché non è un passaggio semplice. E come diceva Marco, Puigdemont è a Bruxelles, è tutelato in qualche modo da quell'acquis communautaire. Attenzione che in Italia e in qualsiasi altro Stato d'Europa non avrebbero mai arrestato un politico solo per il mandato di un giudice, perché in Italia l'arresto preventivo esiste per 3 cose e basta, e non è applicabile ad un politico che dichiara l'indipendenza. Non è applicabile. Forse avrebbero fatto il processo, forse gli avrebbero tolto il passaporto, ma non li avrebbero arrestati, e probabilmente non li avrebbero arrestati in nessuna parte d'Europa. E vi dico anche un'altra cosa: le stesse cose che non ha ottenuto la Catalogna le ha ottenute la Scozia democraticamente nel Regno Unito, che ha concesso a quello Stato di quel regno di fare il referendum. Quello che è stato negato in Spagna è stato concesso nel Regno Unito. E allora ci sono diversi gradi di democrazia e diversi gradi di tolleranza, insomma. Quindi questo processo federale lo dobbiamo costruire noi, lo dobbiamo portare avanti, lo dobbiamo portare, e non è neutro, come dicevi, non è neutro, può essere positivo, democratico, può essere negativo. Quello che è l'impressione lì di una persona che ci vive da 15 anni è che questo processo di aggregazione segue un po' la logica tedesca dell'allargamento, no? Anche la Germania è uno Stato federale che si basa sulla ricchezza e sull'accorpamento, anche in termini pacifici, senza voler pensare alle guerre mondiali. Oppure dal punto di vista finanziario, quelle cose che diceva Stefano Crespellani, dal punto di vista finanziario noi subiamo lo strapotere dell'enorme liquidità che esiste in Germania, che in qualche modo è il limite pesante alla ricostituzione di uno Stato europeo. È quella liquidità che ha alimentato tutta la politica del salvataggio delle banche, ma che ha anche impedito che crescessero i salari degli operai, dei lavoratori, degli impiegati in Europa quando la crisi era già alle spalle. E se pensate anche in questo modo, anche l'avanzata della destra in Europa è di questo tipo. La destra in Europa vive dove c'è il malessere, dove ci sono persone che si sentono penultime e quindi se la prendono con gli ultimi, quello che si diceva, no? Perché se io sto male è inutile, se io sto male perché non posso portare a casa il frutto del mio lavoro, non ho il tempo né la voglia di accogliere. E io mi sforzo da persona che sta un po' meglio di capire anche questo ragionamento, perché ogni volta che andiamo in giro c'è qualcuno che ci dice i migranti. Lo so che i migranti sono un problema, lo so che l'accoglienza è difficile, non lasciamo soli i comuni, non lasciamo anche l'Europa in qualche modo ci ha lasciato soli nell'accoglienza dei migranti. Ci sono sindaci che si sono nascosti su questa cosa qui.
Quello di Cagliari sicuro. Quello di Cagliari per esempio, perché si potevano fare discorsi sullo SPRAR, ma non voglio fare polemica sulle elezioni in questa fase. Io dico solo che mi sforzo di capire perché c'è un passaggio pesante in Europa, c'è un passaggio pesante verso posizioni di questo tipo e l'Europa in questa fase non ci ha aiutato. Allora, immaginiamo processi come sono, veniamo all'autodeterminazione, no? Perché poi ce ne andiamo anche a casa che è tardi. Cos'è un processo di autodeterminazione? C'è un passaggio in cui Marco parlava della lingua. Questo ci tengo perché chi vi parla è madrelingua sardo. Mi sono ritrovato arrivando a Bruxelles 15 anni fa nella condizione che diceva Cicci Tommasara, no? Che diceva erano grandissimi, erano poeti, erano vivaci quando parlavano in sardo, li hanno messi a parlare in italiano, sembravano bambini dei vicini, e lo diceva per i suoi coetanei. Allora dimenticare il sardo per cambiare lingua non ha nessun senso, neppure dal punto di vista delle forme di apprendimento, non ha nessun senso. Chiunque vi direbbe che più lingue conosci più sei predisposto ad apprenderle, e che l'intelligenza si sviluppa molto meglio in un luogo dove c'è bilinguismo e trilinguismo. E il sardo italiano è una forma di bilinguismo che ti aiuta ad imparare meglio l'inglese. Ovvio che dobbiamo fare tutti questi ragionamenti, ma non dimentichiamoci quanto è importante il sardo per questo motivo. Non buscare scienze, perché se si conosce il sardo puoi imparare molto più facilmente le altre lingue. E questo è un discorso. E poi c'è anche un'altra cosa, che il sardo di per sé, come dicevano, le parole sono perimetri di concetti e diversità. Se tu impari a ragionare in sardo, quello che ti tiene in sardo è qualcosa che c'è solo in Sardegna, e quel sistema di ragionamento lo puoi sviluppare e puoi contaminare, puoi diventare ricco, puoi diventare famoso, puoi inventare, conservando il sardo e studiando l'inglese. Ma il discorso di oggi ci arriva alla fine. Perché autodeterminazione? Perché una persona come me, un riformista di sinistra, perché decide di essere indipendentista oggi in Sardegna? Perché fai un percorso personale di autodeterminazione e poi dici sì, ci sono le condizioni oggi per fare questo passaggio, che poi è quello che mi state chiedendo tutti in campagna elettorale, che dovrei dire prima o poi, no? E lo diciamo insieme, lo diciamo l'ultimo giorno. Ieri abbiamo fatto un dibattito, eravamo al T-Hotel, c'erano 4 candidati, mancava Solinas, che ha ragione, dovrebbe essere il candidato di opposizione. Non c'era nessun candidato che sosteneva i passaggi fatti dalla giunta Pigliaro su tante cose. Sembrava che fossimo tutti all'opposizione, sulla sanità, sul bilancio, sui trasporti. Eravamo tutti lì, c'era Zedda, c'era quello dei 5 Stelle, dei Sogus, c'era Manichetta. Era un libro dei sogni in cui si raccontavano cose dimenticando tutto quello che c'è stato negli ultimi 10 anni. Allora dovremmo fare prima o poi una bella seduta di analisi collettiva, i sardi tutti insieme, e accettare che la Sardegna, un sesto della Sardegna, 4.000 km², è territorio inquinato. E una parte enorme di questo territorio inquinato non è bonificabile. Dobbiamo accettarlo, dobbiamo fare come elaborazione di questa cosa, elaborazione di tutto. E tutto quello che non è inquinato è dovuto a scarti di servitù militari e di servitù industriali che non derivano dalla Sardegna e non derivano dall'atteggiamento dei sardi, perché se voi andate in un'ovile, in qualsiasi ovile della Sardegna, non rischiate di prendervi il cancro. Al limite trovate una vasca da bagno, ma non rischiate di prendervi il cancro. Allora avrà un senso che quando ogni volta che c'è una cosa che dobbiamo sviluppare, un motore di sviluppo deve essere interno, deve essere il nostro, deve essere autodeterminato, avrà un senso se un piemontese o un lombardo vengono, inquinano e se ne vanno. Ieri stavamo parlando di trasporti. A un certo punto il trasporto marittimo, la Sardegna non è stata neppure invitata a quel negoziato. Lo Stato italiano sta negoziando con la CIN, con Tirrenia, con Moby, con Onorato, che comunque c'ha il giornale in Sardegna,
influisce in questa campagna elettorale, stanno negoziando senza neppure ascoltare la Sardegna, non ci danno niente, non ci danno neppure la tariffa ferroviaria. Noi abbiamo tariffe sul trasporto marittimo che non sappiamo quanto paghiamo perché dipende dal giorno e da quanti turisti vengono. Come possiamo accettare che ci sia una cosa del genere? Oggi, nel 2018 in Europa, come? Ho detto, oggi Pigliaro ha detto, ieri, oggi sul giornale c'è scritto Pigliaro, forse è mancata la sinistra. Secondo me tutti e due. L'Unione Sarda mi ha chiesto dichiarazione, ho detto porto rispetto a Pigliaro perché è l'unico che si sta facendo carico di quello che non ha fatto. Gli altri stanno negando. Ma è ovvio che manca la sinistra. Se non parte le battaglie su queste cose, perché? Se non parte le battaglie sulle servitù militari, perché? Se non parte le battaglie sul paesaggio, perché? Perché uno diventa indipendentista? Pretendevano che il Consiglio regionale potesse decidere di approvare un progetto di istruzione della fascia costiera senza che nessuno potesse parlare. Pretendevano di dare a chiunque il 25% di cubatura in più solo perché era sulla fascia costiera. Ma che senso ha? Perché? Perché voi di sinistra non l'avete difeso il paesaggio come lo dovremmo difendere portando il piano paesaggistico anche nei comuni dell'interno? Perché volete rilegarci al metanodotto adesso? Perché volete costringerci a una servitù energetica e non passare alle rinnovabili come stanno facendo in ogni angolo del mondo? Perché dobbiamo aggiustare i conti SNAM ancora una volta? Ce lo spiegate? Ma voi perché il Qatar? Perché? Perché quello è il produttore di gas? Perché il Qatar deve avere diritto a 60 milioni del Servizio Sanitario Nazionale per farsi il suo ospedale per ricchi? Perché quello è l'ospedale per ricchi. Certo, curerà anche i poveri, curerà anche gli olbiesi, sono d'accordo. Ma noi stiamo pagando la prima classe di quelle persone e ci dicono che l'eccellenza lì è la prima classe, ci dicono che l'eccellenza è in un ospedale. Sai che cos'è l'eccellenza? È il bagno in camera, è il materasso in memory. Quelle stanno dicendo che è eccellenza. Per me l'eccellenza è quella che ho trovato a Bruxelles quando quella ragazza sarda ha operato la mia collega di tumore al pancreas. L'eccellenza sono i nostri medici e ce li stanno facendo scappare. L'eccellenza sarebbe non mandare le persone in giro in Italia e in Europa a farsi operare perché spendiamo 60 milioni di mobilità sanitaria. Allora ci serve un qualcosa. Ci possiamo indignare un attimo e dire cavolo siamo indipendentisti? Perché non avete fatto conservatore? Siamo indipendentisti perché non ci avete dato alternativa, perché ci avete tolto ogni anno 600-700 milioni dal bilancio per colpa di un assessore che è stato incapace di difendere lo statuto sardo, non la nostra Costituzione, lo statuto sardo. Un'altra volta abbiamo detto siamo indipendentisti perché non applicate nemmeno la Costituzione italiana, avete fatto 1200 assunzioni in regione senza fare un concorso pubblico in 10 anni. Ci sono giovani che sono laureati 10 anni fa, giovani sardi che non hanno visto un concorso, non dico che avevano diritto di entrare, ma di fare un concorso, avevano diritto, non l'hanno fatto. E allora non siamo tutti uguali, non siamo tutti all'opposizione. Il sindaco di Cagliari non è stato all'opposizione in questi anni. Paolo Manicheda non è stato all'opposizione in questi anni. Quella riforma sanitaria l'hanno votata loro, non l'abbiamo votata noi. Le persone qui, una per una, tutte belle persone, non hanno mai amministrato. Questa è diversità, questo è indipendentismo. Io non lo so se noi diventeremo presidente, io non lo so se diventerò presidente della regione, penso di no, non lo so. Ma tutte le cose che stiamo portando, tutti gli argomenti che stiamo portando dentro la campagna elettorale sono diritto dei sardi, di tutti i sardi. E vogliamo che si discuta di questi argomenti. Non vogliamo che si discuta del libro dei sogni o ci si nasconda dopo 10 anni di non governo. E chi ha votato le riforme in aula deve dirlo e deve dichiararlo e deve assumersi la paternità di quelle riforme che non hanno funzionato. E scusate se mi sono un po' accavolato. Questa è quello che era una dissertazione ben fatta sull'Europa. Io auguro a Toto che anche la tesi magistrale sia di questa qualità e di questo, come dire, di questa voglia di approfondire all'esterno e di confrontarsi, che è quello di cui abbiamo bisogno. Grazie.